Lo sport è un linguaggio universale che abbraccia tutti i popoli e contribuisce a superare i conflitti e a unire le persone. Lo sport è anche fonte di gioia e di grandi emozioni ed è una scuola dove si forgiano le virtù per la crescita umana e sociale delle persone e delle comunità. Auguro a tutti di mettersi in gioco nella vita come nello sport. Buonasera, benvenuti a Teleradio Pace Sport. Come di consueto al lunedì abbiamo voluto iniziare con Papa Francesco perché ha sempre detto delle bellissime cose sullo sport. Abbiamo preso una tra le tante in redazione oggi Giacomo. Ciao Giacomo. Buonasera Roberto, buonasera a tutti. Ciao Luca. Buonasera. Allora, questa sera andiamo dal basket del Tigullio Sport Team ai maratoneti del Tigullio Chiavaresi, ma non solo, perché abbiamo tanti altri servizi, stanno finendo i campionati di calcio, insomma un po' tutti, sia la pallavolo, pallanuoto, vedremo un pochino di fare sintesi. Proviamo a fare una carrellata, Giacomo? Sì, diciamo come di consueto partiamo dai risultati di calcio del fine settimana, diciamo partiamo da quelli che sono stati i verdetti di questa settimana. Partiamo dalla Serie C. Il Sesti Levante ha vinto 2-0 a Carpi e quindi giocherà i play-out contro la Lucchese. Si gioca il 10 maggio a Sestri e poi il 17 maggio ritorno a Lucca, e il Sesti Levante, per riuscire a salvarsi, dovrà sostanzialmente diciamo, superare la Lucchese nel risultato aggregato, quindi in caso di parità si salverebbe la Lucchese, che è messa meglio in classifica. Sempre in Serie C la Virtus Entella ha giocato con la Ternana, l'ultima partita in casa. Virtus Entella che era già promossa, ieri diciamo che è stata la giornata più che altro della festa più che del calcio giocato. E in Serie D, nella penultima giornata del girone A, la Lavagnese ha vinto 1-0 in casa del Vado. È una partita diciamo importante per i piazzamenti playoff, e la Lavagnese al momento è quarta a 63 punti, ma diciamo che sono tutte lì vicine a punti, quindi bisognerà vedere ancora l'ultima giornata per vedere se si potrà giocare i playoff. Playoff che, ricordiamo, in Serie D, almeno fino a quest'anno, non significano necessariamente che vincendoli tu puoi salire in Serie C, ma diciamo, semplificando diciamo che dipende anche da molti altri fattori. Okay. In Serie B invece la Sampdoria ha perso 1-0 in casa della Carrarese, si ritrova di nuovo quindi in zona retrocessione, e lo Spezia ha pareggiato 2-2 in casa del Frosinone e rimane terzo a +4 dalla Cremonese, che è quarta. In Serie A infine il Genoa ha perso 1-0 con il Como, però grazie agli altri risultati adesso è matematicamente salva, anche se ormai da un po' di partite diciamo che non c'era la certezza aritmetica, però era più che nell'aria. Bene, allora per i risultati diciamo delle categorie alte per quanto riguarda il calcio, tra l'altro la prossima settimana ci sarà una bella sfida, ma ne parliamo di terza categoria perché sono a 50 punti e Real Betis con Renelle faranno questa partita, credo ad Arenelle, perciò che vuol dire Lavagnese, seguiremo sicuramente da vicino, è il calcio proprio locale di terza categoria, ma ha dato vita all'ultima giornata, sono 50 pari e è proprio previsto lo scontro diretto, ma ne parleremo. Luca? Siamo ai verdetti anche della pallanuoto, ormai si parla per la 1 maschile e femminile dei playoff scudetto, e ci saranno in questa settimana, quindi giocheranno domani sera la Prorecco la seconda partita contro Savona nella piscina Zanelli di Savona, domani sera alle 20, e mercoledì invece ci sarà il Rapallo che affronterà il Bogliasco nella prima partita dei quarti di finale del torneo femminile della 1, e ci saranno anche le partite che sono state rinviate per il discorso appunto del Papa. Sabato ci sarà mercoledì alle 17 la Chiavarinuoto che affronterà il Como in casa, e alle ore 20 partita che senz'altro più decisiva, diciamo così, ci sarà Mobil Pesca Lavagna Brescia a Lavagna nella piscina del Parco Tigullio di Lavagna alle 20, quindi sarà tutto da seguire, ecco. Bene, allora prendiamo posizione, andiamo a presentare gli ospiti, a cominciare da Riccardo Colleggiani, che è atleta SD Lavagna 90, poi lo sentiamo anche nelle telecronache della squadra lavagnese. Esatto. E un applauso a Riccardo.
Maratoneti del Tigullio, il presidente Giampaolo Rogero, qua insieme a Giuliano Canepa che è il vicepresidente. Andiamo dall'altra parte del Tigullio, Omar Usam che è coach del Tigullio Sport Team di basket insieme a Pio Macchiavello, vicepresidente del Tigullio Sport Team. E poi abbiamo Alberto Ruvo, allenatore del Sessi Levante, dopo questa bella vittoria col Carpi per 2-0 in trasferta. Allora facciamo un giro, poi avremo anche Illenia che ci canterà una canzone, l'abbiamo già conosciuta, abbiamo i servizi della Virtus Entella dei festeggiamenti di ieri sera, insomma abbiamo altre notizie, un collegamento probabilmente col Panathlon perché hanno come ospite questa sera Fabio Gallo, appunto l'allenatore dell'Entella. Direi facciamo un giro di presentazione. Giampaolo, come vanno i maratoneti del Tigullio? Bene, corrono, sono longevi, come vedete anche dal pubblico. Abbiamo un pubblico, abbiamo degli iscritti, volevo dire, un po' di tutte le età. E i maratonesi stanno bene, si stanno organizzando per presentare la 28esima edizione della Marcia di Chiavari. Domenica 18 maggio è un appuntamento ormai consueto, diciamo, nel panorama podistico ligure. Stiamo facendo tutto perché siano sempre accolti bene i nostri partecipanti. Le iscrizioni sono già pronte, sono già partite dal nostro sito e quindi dopo aver fatto la Vagnin del 25 aprile a Lavagna adesso abbiamo la Marcia di Chiavari. Ma ne parleremo, intanto Giacomo presentiamo un pochino la platea. Sì, in platea qui alla mia destra, li vedete in blu, abbiamo una rappresentanza appunto di podisti, dei maratoneti del Tigullio. Invece dall'altra parte abbiamo una rappresentanza di giovani cestisti del Tigullio Sport Team, abbiamo una rappresentanza di Under 13 maschile, Under 13 femminile, Under 14 maschile, Under 17, Under 19 maschile e Serie D. Pio, a Santa Margherita Ligure si fa tanto basket e tu ti interessi un po' più del settore giovanile, qua c'è una rappresentanza, un saluto al basket di Santa. Stiamo andando bene, tutte le nostre squadre sono state ammesse ai playoff che stiamo disputando, a parte l'Under 17 che sta ancora affrontando la seconda fase, però siamo fiduciosi di arrivare ai playoff anche in questa categoria. Io una menzione speciale per il nostro gruppo Under 13 femminile, il primo anno che facciamo una giovanile con le ragazzine, che finora sono imbattute, le hanno vinte tutte. Molto bene, poi andremo magari a conoscere qualche protagonista. Alberto Ruvo, insomma è una bellissima vittoria a Carpi. Sì, abbiamo fatto una bellissima vittoria, una bellissima partita dove comunque non ci hanno regalato nulla, ce l'abbiamo dovuto sudare, però è così il calcio, è giusto che sia così, anzi questo fatto qua ci deve dare consapevolezza che comunque ce la possiamo giocare anche in questo play-out con un'ottima squadra, anche se ha avuto qualche problema economico, però ha degli ottimi giocatori e quindi sarà una battaglia. Però arrivati a questo punto penso che sia già positivo il fatto di esserci arrivati in questo modo. Dai, nelle ultime partite abbiamo fatto bene, abbiamo dimostrato giocando con squadre diverse da quello che è il contesto di Sestri come Perugia, Ascoli, quindi abbiamo fatto bene e quindi ci deve dare consapevolezza che possiamo riuscire a provarci fino in fondo. Assolutamente sì, e bisogna anche crederci, no? Alberto, lo sport insegna questo, no? In tutti i risultati, sto vedendo, pensando a Pio, ieri c'è stato in Serie A di basket, no? Che l'ultimo ha battuto Pistoia, già retrocesso, ha battuto l'Umana Venezia, perciò voglio dire, può succedere, no? Che quello che è prevedibile non succede. Riccardo, cosa ci dici di Lavagna 90? La Mobil Pesca Lavagna, Riccardo appunto,
ci deve commentare un po' questo campionato di A2 che sta entrando veramente, insomma, ci sono le sfide importanti adesso. Esatto, mercoledì sera sarà una sfida importantissima contro il Brescia Waterpolo. Attualmente la squadra si trova al terzultimo posto, un campionato che è stato molto complicato, il livello di A2 che si è alzato e la sfida appunto con la formazione lombarda, loro sono penultimi, quindi importante per capire come andrà a finire questo fine stagione. Ecco Riccardo, la tua esperienza da telecronista della pallanuoto, dove nasce? Ti sentiamo sui canali YouTube della... YouTube e Facebook, ci alterniamo su questi due canali. E sì, chiaramente tutte le partite andiamo a seguire i nostri giocatori e speriamo poi di riuscire anche a fare interviste, ecco. Ma il tuo ispiratore è mica Luca Castagnola? Sì. No, non è così, lui è bravo di suo, è un ragazzo molto posato, molto, come si può dire, molto... io sono più, come dice la Cristina Onetola, io sono molto più tifoso, ecco. Lui invece è tifoso, perché ci mancherebbe, giocando nel Mobilpesca Lavagna è tifoso, però è molto più posato, ecco, quindi... riesce a carpire insomma alcuni momenti della partita che magari a me sfuggivano, ecco. Quindi è veramente in gamba. Facciamo un applauso a Riccardo. Allora, vogliamo cominciare a conoscere Giacomo qualcuno dalle tue parti? Inizierei con appunto Marina Plaucu dell'Under 13, che appunto si diceva che da quest'anno c'è anche la squadra femminile che è imbattuta. Tanto come sta andando questa stagione, appunto, come vi trovate nella squadra? Sta andando abbastanza bene, siamo prima in classifica, domani abbiamo una semifinale a Savona e niente, speriamo di vincere. Ecco, visto che la squadra diceva appunto che c'è da quest'anno, come vi siete trovate? Insomma, magari non giocate insieme da tanto tempo, che rapporto c'è con le tue compagne? Ma allora ci conoscevamo già e quindi alla fine abbiamo instaurato un bel rapporto con la squadra. Benissimo, qui vicino invece dall'altra parte ho Filippo Verdini che gioca nell'Under 14 e nell'Under 17. Appunto si diceva l'Under 17 non è ancora arrivato, diciamo, al punto dei playoff. Come sta andando la stagione? Allora, siamo partiti un po' col piede sbagliato, però con dei rinforzi appunto ci siamo ripresi, abbiamo cominciato a vincere molte partite e le ultime partite sono andate molto bene e appunto speriamo di raggiungere i playoff. E prossima partita, quando è? Contro chi siete? Prossima partita è il 4 maggio, non mi ricordo contro chi è, però appunto speriamo di vincere per guadagnarci appunto questi playoff. Allora, buona fortuna appunto per il 4 maggio. Io, dicevi? Insomma, le sfide contro Chiavari non mancano, col Tigullio. Siamo vicini di casa. Vicini di casa. E invece Omar, parliamo un pochino, poi magari allunghiamo il discorso su tutto il campionato, ma sono cominciati i playoff, giusto? Sì, semifinali. Semifinali. Ieri c'è stato Aurora, Tigullio Sport Team, 75-71. Com'è andata? Insomma, molto bene, abbiamo perso. Però una partita mi dicono che eravate avanti di 15-16 punti, anche in questo caso è il bello dello sport. Sì, è stato molto bello per i tifosi del Chiavari e è stato solo merito nostro, quindi abbiamo iniziato a vincere, poi abbiamo incominciato a perdere e abbiamo perso e ce l'abbiamo fatta. Però non è un problema, adesso domenica giochiamo un ritorno in casa nostra, cercheremo di vincere bene e per poi giocarci la bella a Chiavari. Ecco, abbiamo qualche immagine di repertorio perché quest'anno vi siete già incontrati 2 volte, ufficialmente abbiamo le immagini di Chiavari che non sono di ieri ma dell'ultima volta, che in questo caso lì avevate vinto. Sì. Perciò insomma in qualche modo ve la giocate sempre come 2 squadre. Sì, ce lo giochiamo sempre. Loro sono una buona squadra e soprattutto hanno un playmaker che secondo me è il migliore che c'è in Liguria, che è Bottaro, ed è l'unico che ci ha messo in forte difficoltà, veramente in forte difficoltà, mentre gli altri
normali, insomma, di categoria. E niente, speriamo di andare almeno alla bella e poi insomma vediamo. Avete 2 su 3? 2 su 3, sì. Quando è che giocate? Adesso domenica giochiamo in casa a Santa, alle ore? Alle 18:30 e poi l'8 maggio, se non sbaglio, che infrasettimanale a Chiavari. Eventualmente la bella. Eventualmente la bella, sicuramente la bella. Sicuramente la bella. Bene. Invece avvicina a te, Omar, hai Giuliano Canepa che è vicepresidente, però è un record di 200 maratone, è vero? 201. 201, Giuliano? Ma hai cominciato da bambino? Non è un record. Non è un record. Chi è il record? Ma ci sono dei pazzi che fanno 10 maratone di seguito, hanno centinaia di maratone. Ora non saprei dirti, ma insomma, questo a livello nazionale. Anche i tedeschi sono molto instradati su questo modo di correre. Ma le hai segnate tutte? Come fai a tenere il conto? Sì, ho segnato tutte le maratone che ho fatto, ma anche le gare che facciamo, che non sono la maratona è una corsa di 42 km, poi ci sono varie corse, le mezze, i 10.000, le corse più disparate nelle feste di paese e via discorrendo. E io di tutte le corse che ho fatto mi sono tenuto appuntato la data, il luogo e il tempo in cui che ho impiegato. E 200 maratone in quanti anni? Ho cominciato tardi a correre, avevo 47 anni. 50, dai. E ne hai fatto? In 27 anni, diciamo, ho fatto 200 maratone, sì. Giampaolo, hai insomma un fuoriclasse? Assolutamente, certo. Sì, è il nostro numero 1. Figuriamoci gli altri allora. Alberto, sì, oltre al calcio... No, io non è stato mai una cosa che, anche quando giocavo a calcio, la corsa continua non ce l'ho mai fatta fisicamente. Invece mio padre ha sempre corso, non facendo maratone o altro, però lui sino all'età di 80 anni faceva 15 km 3 volte a settimana per il giro per il Bracco, quindi lui è stato sempre un appassionato. Io quando lui aveva 70 anni, magari ne avevo 30, andavo con lui a correre, dopo un quarto d'ora mi abbandonava, ce la facevo. Ma tra l'altro Giampaolo, oggi dicevamo nella telefonata, no? Pre-gara diciamo, che non bisogna essere degli atleti fenomenali oppure dei campioni, no? Per venire in questo caso ai Maratonetti Tigullio, ma in uno sport come il vostro. No, certo, questo è anche quello che succede negli ultimi anni, no? C'è una larghissima diffusione del podismo, della corsa, tante persone si avvicinano, anche perché camminare e correre è proprio il gesto sportivo più naturale per tutti. Ed è importante, come dire, avvicinarsi anche al mondo dei maratoneti, perché come hai detto te bene, non è necessario essere dei numeri 1, dei talenti particolari, ma incominciare piano piano e incominciare a correre. Allora, bene Giampaolo, ritorniamo, dovremmo avere in collegamento, perché c'è una serata Pentathlon Tigullio Chiavari, sapete le serate che organizzano con i vari sportivi del Tigullio e non solo. Questa sera, proprio in diretta in questo momento, sono alla Stella del Mare qua a Chiavari in Corso Milio, tra l'altro vicino alla nostra sede, e c'è il Pentathlon di Chiavari che dovrebbe essere insieme al presidente Fabrizio Pagliettini, insieme a Fabio Gallo che è il mister della Virtus Entella. Pronto? Ci siamo Roberto. Buonasera a tutti. Buonasera. Ecco, perfetto. Buona serata. Innanzitutto ti lascerei, a parte i saluti, poi vedi un pochino con il mister, ma come sta andando la serata? Se avete già iniziato, come sta andando? Ma guarda, molto bene, il posto è meraviglioso, abbiamo fatto proprio un'introduzione dedicata a questa nuova struttura chiavarese che meritava di avere un ospite eccellente. So che siete tutti contenti di poterlo sentire come lo siamo noi, e quindi io direi di passare la parola a lui per dare una prima impressione del giorno dopo, dai. Buonasera a tutti. Ma il giorno dopo la festa
Posso dire che è stata veramente la prima volta dove mi sono goduto il fatto di aver vinto il campionato, perché è stata un'emozione, è stata una festa in stile Entella, nelle dimensioni, nella voglia di festeggiare giusta, senza esagerare, che però ha dato merito a una squadra straordinaria. E poi stasera sono in questa location meravigliosa per questo invito che mi ha fatto Fabrizio, a cui tenevo da tempo. Avevo voglia di partecipare perché sono iniziative che mi piacciono. Quando si parla a 360 gradi di sport mi piace. Sì, Roby, la cosa fondamentale. Sì, proprio giusta l'osservazione del mister. Noi stasera cerchiamo di entrare a conoscere la persona, perché lo sport è fatto di persone, è fatto da persone e può dare degli insegnamenti attraverso questi percorsi non sempre facili, come quello del mister, che poi diventano straordinari proprio perché hanno delle improvvise risalite che portano a scene come quelle che stiamo vedendo sullo sfondo, che sicuramente fanno entrare lui e noi che gli siamo vicini nella storia di Chiavari. Ecco, si immaginava, è stato un campionato, magari partiti un po' lenti, ma poi veramente questo record di risultati positivi, ben 32. Sì, non eravamo sicuramente partiti con i favori del pronostico, perché sapevamo che era un po' l'anno zero dopo aver cambiato molti giocatori della passata stagione, perché la passata stagione non era piaciuta a nessuno e quindi quando ci sono delle cose che non ti piacciono è giusto cambiarle senza aver paura di cambiare. Però è vero che la stagione è iniziata senza i favori del pronostico, però con un gruppo sano, un gruppo che aveva voglia di lavorare e che giorno dopo giorno mi ha dato la sensazione di quanto stesse crescendo e di quanto bene avrebbe potuto fare in questa stagione. Poi è stato magistrale secondo me da dicembre in poi, perché non ha più mollato la presa e sono stati straordinari, ragazzi. Bene Fabrizio, ti lascerei alla cena e alla bella chiacchierata, immagino, sportiva. Assolutamente sì, ti racconteremo e se avremo occasione saremo di nuovo con te volentieri, perché veramente mi interessa fortemente poter sottolineare quanto Teleradio Pace, così come Radio Aldebarane che è presente questa sera, abbiano seguito con grande attenzione questa stupenda annata e lo facciano in generale per lo sport e per i suoi valori, che sono la nostra base e anche la base del tuo bellissimo programma. Grazie Roberto. Grazie, benissimo. Buonasera a tutti. Grazie. Buona serata. Allora, stacchiamo, poi magari vediamo se riusciamo a sentirli forse alla fine, se riusciamo. Giacomo, vuoi... Ecco, sì, farei fare un saluto, ecco, a favore di telecamera, guarda di qua. Abbiamo Sergio Baratta, così finiamo questa parte, che è stato tantissimi anni magazziniere della Virtus Entella. Abbiamo rimandato sempre una tua presenza, ti facciamo un saluto questa sera, dai. Vi ringrazio, è stato un onore e un piacere. Grazie. Come ha vissuto questa terza promozione in Serie B? Fantastica, bisogna dire grazie al dottor Gozzi che ha creato un ambiente meraviglioso, 3 promozioni, penso che sia anche in 10 anni, credo che sia quasi un record. E comunque non si può altro che parlare bene adesso, ecco. Ma nei suoi anni, diciamo, in cui ha lavorato, come brevemente, perché naturalmente è una cosa, come ha visto cambiare la società, come l'ha vista crescere? Ha cominciato che c'era anche Mister Ruvo nelle annate precedenti, è andata sempre meglio, specialmente con l'avvento lì del Torcozzi, si è ampliato un po' tutto lo stadio, è stata fantastica per me la promozione del 2014. E poi le promozioni, quando le cose vanno bene, sono sempre belle, no? Va bene Sergio, grazie. Ritornerei un pochino dalla pallanuoto, Luca? Torniamo alla pallanuoto e vediamo un po' appunto la situazione
nei campionati di A1 maschile e di A1 femminile. Abbiamo detto quindi che ci sono le semifinali scudetto Prorecco Savona e Brescia Trieste. La Prorecco ha vinto la prima partita col Savona per 13-8 e domani sera alle ore 20 ci sarà il ritorno nella piscina Zanelli di Savona. A seconda di questo risultato, se vincerà la Prorecco andrà in finale scudetto, se invece vincerà il Savona ci sarà la terza partita. Per quanto riguarda invece la sfida tra Brescia e Trieste, la prima partita il Brescia l'ha vinta 9-8 a Brescia e invece a Trieste ha vinto 10-5 appunto il Trieste. Un Brescia che già nella prima partita aveva un po' faticato, aveva vinto però faticando molto con Trieste, e questa sera invece Trieste ha dimostrato di essere una squadra degna di questa semifinale scudetto, quindi sarà una bellissima terza partita e da vedere quindi cosa succederà. Per il campionato femminile dicevamo appunto che ci sarà il derby ligure nei quarti di finale tra Rapallo Pallanuoto e Energia Bogliasco. La prima partita sarà questo mercoledì alle ore 20 a Rapallo, poi ci sarà nel mercoledì prossimo la partita a Bogliasco. Dicevamo quindi Rapallo che si è classificata terza, un ottimo campionato, e anche il Bogliasco comunque si è classificata sesta, va appunto nei quarti di finale dei playoff scudetto, quindi direi che un campionato, diciamo che per le due squadre liguri è stato un campionato, una regular season decisamente positiva, ecco. Poi ritorniamo eventualmente anche con Riccardo. Sì. Giacomo, andrei un po' nelle prime file dei maratonetti a conoscere qualcuno che fa un po' di attività insieme al presidente e vicepresidente. Sì, visto che prima parlavamo appunto delle 201 maratone di Giuliano, andrei da Valentina Piola, che è reduce dalla sua prima maratona. Intanto dove l'hai corsa? A Padova. Ieri, esattamente ieri, infatti le gambe ancora ne risentono. Sei soddisfatta di come è andata? Che esperienza è stata? Allora, è stato veramente un'esperienza bellissima, veramente anche un evento ben organizzato, e poi proprio la soddisfazione di proprio correre 42 chilometri con le proprie gambe, senza, arrivando in fondo in maniera, relativamente tranquilla, ecco. Quindi sono rimasta molto contenta e spero che sia la prima delle, non dico 200, ma che sia la prima di tante. E come è stato prepararla? Sei riuscita ad allenarti magari anche con i tuoi compagni di squadra? Ti hanno supportata? Sì, allora riusciamo ogni tanto a vederci per fare qualche allenamento insieme, poi in settimana magari è difficile perché logicamente lavoro, famiglia eccetera, però sicuramente avere un gruppo con cui condividere le esperienze è sicuramente importante, consigli e quant'altro, è sicuramente veramente bello, quindi veramente soddisfatta e vedremo le prossime. La curiosità, che abbiamo Giuliano è un esperto, eccetera, di 200, ma come si inizia? Qual è stata la molla di iniziare? Io ho iniziato a correre relativamente da poco tempo, neanche 2 anni. Prima io vengo dal mondo della palestra, quindi facevo solo palestra, principalmente palestra, e sono sempre stata abbastanza sportiva comunque. E ho iniziato relativamente da zero, nella corsa. Piano piano si comincia facendo le prime 10 chilometri, quindi le prime competizioni più corte, e poi piano piano si arriva alla mezza maratona, che è 21 chilometri, e poi diciamo che per preparare questa corsa più o meno ci ho impiegato 4 mesi abbastanza intensi, ecco. Però è stata una grandissima soddisfazione, essere in grado di arrivarci è stato veramente bello. Un'ultimissima cosa, ma Padova l'hai scelta magari per il percorso, oppure hai unito il fatto che Padova comunque è una città bella da vedere, quindi hai detto magari? Allora, il primo motivo è stato che era una delle ultime maratone della stagione, prima dell'estate, e quindi avevo più tempo da dedicare alla preparazione. E poi perché appunto ho unito anche, essendo il weekend del 25 aprile, abbiamo unito un po' di vacanza con la famiglia e quindi è venuta perfetta, E poi la città non l'avevo neanche mai visitata, quindi ho avuto l'occasione anche di vedere cose che non avevo mai visto. In effetti, Giampaolo, c'è anche questa, quando si fa un campionato di qualsiasi serie, ma voi proprio maratonetti andate nel centro,
transitate nelle vie, voglio dire, no? È un visitare anche una città dove andate, no? Perché a volte si va in un palazzetto, si parcheggia, in teoria non vedi nemmeno la piazza. A voi non succede? A noi non succede. Giuliano, per esempio, nelle sue 201 non ha mai fatto New York. Io ho fatto 3 volte New York e passi davvero in punti dove forse non è neanche consigliabile tutto sommato andare da soli. Invece la maratona, la corsa comunque in generale, ti permette di andare in posti nei centri cittadini, nei centri storici e hai veramente una visione particolare. Poi l'altro aspetto è quello che, Giuliano poi lo racconterà, che tanto è la corsa su strada quanto poi negli ultimi anni si è spostato anche moltissimo la corsa corsa in montagna. I trail che facciamo sono delle corse che danno sensazioni ancora diverse. Dopo molti anni nella strada, nell'asfalto o comunque su percorsi anche inconsueti, apprezzare comunque il verde, la montagna e zone incontaminate è un altro aspetto, un altro passaggio che noi podisti in questi ultimi 20 anni abbiamo fatto, no Giuliano? Ok, allora ecco, c'è qualche immagine, stacchiamo con la maratona. Andrei invece sul campo di Carpi. Alberto, ci racconti un po' di ieri, gol di Clemenza, il primo, e poi di Valentini, no? Raccontaci un po' anche i giorni per arrivare a questa partita, no? Nello spogliatoio, non credo che sia proprio così banale. No, il fatto poi che con la scomparsa di Francesco ci hanno spostato la partita di lunedì a mercoledì, quindi abbiamo giocato 2 partite per noi fondamentali come quella di mercoledì e quella di ieri. Sì che da una parte fisicamente magari potevamo lasciare qualcosa perché non ho una rosa ampia perché anche ho qualche infortunato o altro. Ecco, sono le foto di ieri, giusto? Sì, le foto di ieri, sì. Però di contro se non abbiamo avuto molto tempo di recuperare fisicamente, queste 2 partite ravvicinate secondo me non ci hanno fatto stare tanto lì a pensare sull'importanza di questi passaggi, quindi forse da una parte ci ha agevolato queste 2 partite così attaccate. I ragazzi sono stati bravissimi, ieri hanno dato veramente il 200% come gli avevo chiesto, perché comunque era il momento di dare qualcosa di più per arrivare comunque a giocarci all'ultima partita una permanenza in una categoria di professionisti come la Lega Pro, in un girone di squadre blasonate come sono quelle del girone B e con squadre che comunque hanno fatto dei grossi investimenti per vincere il campionato. Quindi ad oggi abbiamo fatto un passo, adesso ci rimane da fare veramente una cosa importante dove spero di riuscire a dare questa felicità alla società, ai tifosi che anche ieri sono venuti numerosi a Carpi. Sestri è un posto dove la gente è attaccata alla società, è attaccata alla squadra, quindi questo calore nel bene e nel male lo fanno sempre sentire, comunque è un valore aggiunto su questa cosa. Io ecco, c'eravamo con le nostre telecamere, tra l'altro se dalla regia abbiamo qualche immagine anche dalla presentazione, tanto per rendere conto il clima di Sestri, no? che c'è sempre, e ieri c'erano diversi tifosi. Sì, ieri sono venuti a Carpi, erano un centinaio, penso che ci hanno sempre dimostrato la loro vicinanza, ripeto, magari alcune volte tirandoci le orecchie, alcune volte dandoci la carica giusta, però sempre con lo spirito di essere tifosi veri. Quindi io spero veramente con tutto il cuore di dargli ancora questa gioia e di riuscire a cancellare un po' quest'annata che ha avuto dei problemi per una serie di motivi, però poi anche tante partite proprio per un soffio alla fine, insomma ci sono stati diversi risultati, no? Che poi le annate a volte parlare di fortuna o meno, però c'entra, no? Ma sì, la fortuna, guarda, sì, c'entra, però io sono dell'avviso che un po' te la porti dalla tua parte con il tuo atteggiamento. Io poi alla fine di un campionato tutto si livella, quindi però, ripeto, abbiamo questa grandissima possibilità di raggiungere
quello che era l'obiettivo, che per la società Sestri è un obiettivo importante, perché non è così facile mantenere una squadra in Serie C, però speriamo di riuscirci, perché veramente sia la società, sia il presidente, sia tutti se lo meritano per i sacrifici che fanno quotidianamente per mantenerla in questa categoria. Bene, ritorniamo sicuro. Pio, andiamo un pochino anche sui filmati del basket e del settore giovanile, perché c'è un bellissimo settore giovanile a Santa Margherita Ligure. Raccontacelo un po', le squadre, oggi stesso avete giocato. Quelle del filmato? Eh sì, tanto dalla regia arrivano poi le immagini. Il filmato è tratto dalla prima partita di un torneo che abbiamo organizzato il 6, 7, 8 dicembre scorso. È un torneo internazionale, categoria Under 13. La partita della quale credo ora vedete degli highlight tra la Tiguglio Sport Team e Pistoia. Hanno partecipato altre società quali il Partizan di Belgrado, che ha vinto il torneo, l'Armani, che ha perso la finale contro il Partizan, l'Olimpia Lubiana, che è stata sconfitta nettamente dalla Tiguglio Sport Team, Pistoia e Bergamo, insomma, un bel torneo. La prima partita l'abbiamo filmata e queste sono le immagini dove vediamo spesso il nostro Daniel, che è il miglior marcatore della squadra. Ma Pio, non è semplice organizzare questi tornei anche per far venire queste squadre, ormai ci avete abituato quasi, no? A Santa Margherita Ligure che fate queste cose. Ho interrotto per la verità un torneo che andava avanti da 13 anni, che era il trofeo Armani, sponsorizzato da Giorgio Armani. L'ho interrotto quando, nella penultima edizione, in occasione della finale tra Real Madrid e Benetton Treviso, pioveva e purtroppo il Palazzetto dello Sport di Santa Margherita da molto tempo fa acqua, nel senso che saranno almeno 12 anni che entra l'acqua dal tetto e va a finire sulle gradinate dove sono gli spettatori, con il rischio poi di andare l'acqua sul parquet e di rovinarlo. Quel giorno pioveva, avevamo dovuto mettere dei bidoni per raccogliere l'acqua piovana e ricordo che c'erano tanti genitori, una quindicina, venuti dalla Spagna, magari hanno approfittato per fare una vacanza, che facevano il tifo per i ragazzi del Real Madrid. Mi è un po' dispiaciuto. Tra l'altro il Real Madrid, che ha vinto, aveva un giocatore sotto età, era una categoria mi pare under 18 forse, all'epoca c'era l'under 18, questo ragazzo aveva 17 anni e ha segnato 42 punti nella finale. Poi l'anno dopo è andato in prima squadra nel Real Madrid, l'anno dopo ancora, essendo uno sloveno, è andato in nazionale slovena e ha vinto il campionato europeo, miglior giocatore del torneo, poi è andato nell'NBA, dove è stato premiato quale miglior giovane, miglior rookie del primo anno. Svelaci il nome, che così chi non si interessa. Luka Doncic. Doncic. Che forse... Dopo molti anni di sospensione, quest'anno abbiamo ripreso dall'Under 13. Allora Andrei, se d'accordo Pio, hai citato qua un Daniel. Appunto che appunto, ho visto appunto nelle immagini che era in campo, intanto che esperienza è stata giocare comunque contro squadre che arrivavano anche da lontano? Sì. È stato un torneo molto bello, la partita più facile è stata contro Pistoia, comunque erano alti ma non erano così forti. Poi ce la siamo giocati contro Bergamo, solo che è stata la partita peggiore che abbiamo fatto, infatti abbiamo perso. Se vincevamo quella potevamo fare terzo o quarto posto, ma l'abbiamo persa. Abbiamo fatto quinto sesto l'abbiamo vinta e siamo arrivati quinti. È stata comunque un'esperienza positiva che comunque aiuta anche a crescere. Sì, soprattutto contro Partizan, è la partita che abbiamo giocato meglio, abbiamo giocato veramente bene, poi ci hanno recuperato con 3 triple,
abbiamo perso. Ecco, prima il vicepresidente parlava di Luka Doncic, appunto, che ha giocato al torneo, anche se non un altro torneo. C'è un giocatore che ti piace particolarmente, a cui ti ispiri, sei in NBA ma anche in Europa? Sì, Luka Doncic è veramente bravo, ha fatto molta carriera, essendo un giocatore europeo. Bravissimo. Allora adesso abbiamo l'intermezzo musicale, perché qualche puntata abbiamo avuto così il piacere di avere un ragazzo o una ragazza che fa una canzone. Credo che lo sport e la musica è un po' il tema dei giovani, allora quando è possibile, no, lo faremo, spero nei prossimi anni sempre di più, magari uno sportivo che canta anche o suona uno strumento. Vediamo, chiamerei Lenia e la accoglierei con un bel applauso della scuola Voce Sara Nastas. Allora Ilenia, sei già stata qua? Ormai, Sì, ormai sono a casa. Sei a casa, perfetto. Ti piace sempre? Sì, assolutamente sì. Ma quest'anno, ad esempio, tu continui a studiare canto con la Sara? Sì, ormai sono 4 anni e anche quest'anno cerco sempre di perfezionarmi di più e poi questa esperienza diciamo che è tutto... Sì, esatto. Bene, bene. Allora, questa sera siamo in un clima, abbiamo sentito Papa Francesco, no? Anche per voi giovani, credo che li volevate bene, giusto? Sì, direi di sì. Cosa ti piace, cosa ti piaceva di Papa Francesco? Ha sempre avuto delle parole semplici e quindi era una persona, uno di noi alla fine. Cioè, anche se ricopriva un ruolo importante, però con le sue parole arrivava al cuore di tutti. Ecco. E questa sera proprio sentiamo, raccontaci tu, una canzone? Sì, è una canzone che è stata scritta proprio quando fu eletto Papa nel 2013 e questa sera la canto qua. Ecco, chi l'ha composta, di chi è? Dell'Orchestra Italiana Bagutti. Benissimo, allora sentiamo Ilenia che canta una canzone proprio dedicata a Papa Francesco. Sandali rotti per il mondo, così me ne andrò. A chi ha freddo e bisogno il vestito più bello darò. Nel guardare quegli occhi ho capito finalmente l'amore dov'è. È già qui senza muovere un dito qui dentro di me. Ma le mani di un uomo venuto da molto lontano sanno dare il perdono anche a chi pregare non sa. Dalla fine del mondo è venuto da noi con un pezzo di pane che toglie la fame di serenità. Quel sorriso è una luce, Dio solo lo sa, perché è stato mandato con una carezza dell'umanità. Da guarire c'è un mondo malato di egoismo e di povertà. Quanta gente col sangue ha pagato la sua libertà. Ma le mani di un uomo venuto da molto lontano, che sa dare il perdono anche a chi pregare non può. Dalla fine del mondo è
noi, con un pezzo di pane che toglie la fame di serenità. Quel sorriso è una luce, Dio solo lo sa, perché è stato mandato con una carezza per l'umanità. Quel sorriso è una luce, Dio solo lo sa, perché è stato mandato con quella carezza per l'umanità. Buonasera, il mio nome è Francesco. Una voce dal cielo arrivò, anche se forse non vi conosco, un amico sarò. Perché è stato mandato con una carezza per Brava Ilenia. Grazie. Allora ti prenotiamo già per l'anno prossimo. Va bene, volentieri, volentieri. Da ottobre in poi tieniti Va bene, qualche ok. serata. Va bene, volentieri, Va grazie. bene. Ancora un applauso a Ilenia e salutiamo Grazie. anche la mamma che si chiama Sara. Sara. Salutiamo la Sara, la mamma Sara e la maestra Sara. Sara, esatto. Benissimo. Grazie a voi, complimenti. Facciamo un ricordo anche questa sera dei presenti di Papa Francesco, se qualcuno vuol dire una parola. Alberto, tu. Sì, guarda, io sono cresciuto con Wojtyla, quindi il mio Papa per antonomasia è lui, però il Papa Francesco secondo me quando parlava dava il senso di serenità e di valori che tutti noi dobbiamo avere. Non si elevava a nulla, quindi le sue parole erano sempre parole umili e parole di affetto verso queste persone qua. Questo deve essere un grande esempio per tutti e portarcelo sempre dentro. Non so se qualcuno, magari i maratonetti, la fatica del camminare, Giuliano. Sì, una parola sempre buona per tutti, ma anche le azioni, le ultime che ha compiuto sono state dirette verso proprio un'attenzione verso gli ultimi. Non dimentichiamoci che gli ultimi giorni, il penultimo giorno che poi è morto, è andato dai carcerati, e penso soffrendo in modo particolare, che già era malato, ma tutta la sua vita, da quando lo conosciamo, diciamo da quando è diventato Papa, è stata rivolta proprio verso gli ultimi. È incredibile, unico. Non so, Riccardo, un giovane che siamo qua. Ricordo la visita della Prorecco e del Quinto dal Pontefice qualche anno fa, sicuramente un grande uomo, un grande pontefice che era affezionato allo sport e alla funzione dello sport verso la pace, per unire le persone. Benissimo, dai. Allora andiamo ancora un pochino dai maratonetti, Sì, Giacomo, sì, ci avviamo verso la fine. Allora, qui abbiamo Angelo Muscaridola. Intanto, tu come hai iniziato a correre? Da quanto tempo corri? Io ho iniziato infatti la domanda l'avete fatta, ho iniziato relativamente tardi anch'io perché ho iniziato praticamente l'anno scorso e ho iniziato per emulazione perché c'era una persona che mi ha introdotto la corsa, mi è piaciuta e ho iniziato pure io. E mi è piaciuto, devo dire, perché poi
sono state tante soddisfazioni da molti punti di vista. Ecco, chi non lo pratica, diciamo, sembra uno sport che è soprattutto fatica, sacrificio, in realtà ci sono anche delle soddisfazioni, ci spieghi questa cosa, ci racconti? Soddisfazioni è un po' una tensione a miglioramento continuo, nel senso che tu migliori sempre dal punto di vista della distanza, del tempo, della tecnica, e poi c'è un miglioramento anche del fisico, nel senso che il fisico ne guadagna parecchio. Poi c'è il vantaggio del gruppo, perché il gruppo ti supporta, ti motiva, ti gratifica. Poi è uno sport che puoi fare in maniera sia individuale, nel senso che tu una sera prendi e vai, ti fai i tuoi chilometri, oppure magari ti organizzi con gli altri. E c'è una bella soddisfazione sia in un modo sia nell'altro. E poi è uno sport economico e rende tanto. Ecco, ripropongo la domanda di quando e come è iniziato a Costanza Galoppi. Per te, diciamo, qual è stata la cosa che ti ha fatto iniziare? Guarda, il compimento dei 50 anni, anch'io sono freschissima, sono una runner da 1 anno e mezzo, da quasi 2 anni. Ho partecipato alla prima gara organizzata dai maratoneti come non competitiva, poi mi sono fatta coinvolgere dal loro modo, mi sono sentita accolta proprio in famiglia e quindi adesso ci sto dando dentro con gli allenamenti, con gli obiettivi, perché appunto, come diceva anche Angelo, bisogna cercare sempre di migliorarsi e di cercare di dare sempre il massimo. Benissimo. Allora, io e Andrei abbiamo il servizio che abbiamo preparato ieri sera per la festa della Virtus Entella, che è stata dopo la partita con la Ternana per 0-0, e andiamo a vedere le interviste che abbiamo realizzato. Presidente, una grande festa alle spalle. Sì, bella, ho detto siete tantissimi e siete bellissimi, perché una piazza così non l'avevo vista neanche nel 2014, quando per la prima volta siamo saliti in Serie B. E devo dire che i ragazzi si meritano una piazza del genere, perché sono stati una squadra straordinaria. Nei miei lunghi 18 anni di presidenza dell'Entella sono stati sicuramente la squadra che ho amato di più per i valori morali, per la tenuta mentale, per l'umiltà con cui hanno scalato la classifica senza perdere mai determinazione, coraggio, intensità, e raggiungendo record, perché non c'è nessuna squadra professionistica d'Europa, credo, che abbia perso solo una partita in campionato. Questa la dice lunga, insomma, formidabili, veramente formidabili, un anno bellissimo che porterò nel cuore finché campo, perché credo che un'esperienza così sia difficile riviverla. Ecco, ai tifosi che salutiamo, cosa diciamo per l'anno prossimo? Beh, diciamo che ci impegneremo come abbiamo sempre fatto, con molta umiltà, però anche con tanta determinazione, perché per noi la B è la Champions League e cercheremo di tenere la categoria. Non sarà facile perché è una B dura, una B complicata, però ci proveremo come abbiamo sempre fatto. Hai mai fatto tanti autografi come questa sera? No, mai fatti, anche perché la mia carriera è all'inizio, quindi speriamo di tanti giorni così, ecco. Questo è un giorno felice per tutti noi, però è stato un anno di lavoro e quindi questa è la giusta ricompensa. Certo che quando è sempre più difficile costruire una squadra sportiva, è ancora più difficile nel calcio. Sì, è difficile, poi quest'anno insomma abbiamo speso il giusto, abbiamo venduto giocatori, abbiamo preso 7-8 giocatori di questa squadra a parametro zero, quindi ci sono anche tante cose tecniche che, diciamo, per gli addetti ai lavori apprezzano un po' di più, perché comunque anche questo è un risultato sportivo importante da un punto di vista tecnico. Ma quando vi siete accorti che era un anno speciale? Guarda, personalmente me ne sono accorto il ritiro per un semplice motivo. Abbiamo fatto il ritiro la prima settimana di allenamenti e andavamo tutti forte. La seconda abbiamo fatto la cena con i brasiliani, quindi sono venuti a farsi da mangiare e io ho annunciato la gravidanza di mia moglie dopo penso 15 giorni che lo sapeva, quindi era tutto molto presto, però l'alchimia che si era creata
l'unione che c'era mi ha fatto sì che durante quella cena abbia tirato fuori questa notizia segreta, diciamo, e quindi ha unito ancora di più il gruppo. È stato dall'inizio, è stato fantastico dall'inizio. A inizio anno era quasi impensabile una cosa del genere. L'abbiamo costruita piano piano dall'inizio e alla fine l'abbiamo ampiamente meritata, quindi siamo contenti di essere arrivati in questa conclusione. Cosa diciamo? Ho trovato un gruppo eccezionale di ragazzi fantastici, è stata la nostra forza. Senza quello non ce l'avremmo mai fatta. Semplicissimo. Eccoci, abbiamo ancora una notizia, noi in coda. Stiamo rimanendo in tema appunto dei festeggiamenti per la promozione in B dell'Entella. Abbiamo una targa che è stata donata dal club Anno Zero di Grosseto nella persona del vicepresidente Giorgio Mangiapane, che vediamo appunto nella foto insieme al presidente della Virtus Entella Antonio Gozzi. Appunto questa targa per celebrare la terza promozione in B, anche in virtù dei buonissimi rapporti che ci sono tra le tifoserie del Grosseto e della Virtus Entella. Bene. Allora, ritorniamo un pochino in vasca, Riccardo. Serie 2, brevemente la classifica, primo posto per la Chiavari Nuoto che ufficialmente ha vinto il campionato, nei playoff anche il Torino 81 attualmente a 47 punti, segue l'Araninantes Sori con 40 e il Velano Ancona con 39. In fondo alla classifica troviamo il Bogliasco a 20 punti, il Piacenza Pallanuoto a 19, il Lavagna a 18 e il Brescia Waterpolo a 14. Bene, allora diciamo agli amici Sono quelli che si giocheranno, sono chiavaresi che non i play-out, ecco. Sì. Speriamo che con la partita di mercoledì, con una vittoria nella partita di mercoledì, riesca a insomma, a mettersi in una posizione un po' più tranquilla di classifica, ecco. Ma Riccardo, il Chiavari arriverà in A1? Probabilmente sì, è una squadra molto forte, attrezzata, con giocatori di esperienza e giocatori che hanno militato già diverse volte in A1, quindi sicuramente hanno buone probabilità. Allora, probabilmente non saremo più in onda perché va avanti ancora un po' di settimane, no? Però faremo la presenza con uno speciale, perciò a tutti i tifosi della pallanuoto di Chiavari seguiremo come si deve. Giacomo, vogliamo cominciare a salutare da quelle parti? Sì, prima di salutare abbiamo Karim Usam, appunto, che è il capitano dell'Under 17 della Tigullio di basket. Appunto si diceva che non siete ancora ai playoff, comunque come sta andando quest'anno la squadra? Come vedi la tua squadra? Come state andando? Bene, stiamo vincendo tutte. Adesso la prossima sarà il 4 domenica contro Chiavari a Santa. E come siete, diciamo, vi sentite preparati comunque anche un po' in vista dei playoff? Sì, comunque siamo pronti per essere forti e per vincere. Bene, allora buona fortuna per il 4 appunto a Chiavari. E sentiamo ancora l'altra parte, la femminile, che vediamo ancora. Abbiamo sentito? No. Pio. Una cosa che volevo ricordare a me stesso e a voi, vedendo l'intervista al presidente dell'Entella, il torneo che abbiamo organizzato a dicembre, ma l'avrete forse visto nel titolo del filmato, è organizzato dalla Duferco Energia. E quindi colgo l'occasione per ringraziare il professor Gozzi. Bene, forse Giacomo sta convincendo qualche atleta, vediamo a che punto sono. Per quanto riguarda le dichiarazioni del nostro giocatore sull'Under 17 contro Chiavari, io ho dato disposizioni e quindi loro le eseguiranno. Vincere. Ma qua quest'anno è derby Chiavari e Santa, ecco. Giacomo? Sì, sempre appunto per l'Under 13 femminile abbiamo Sara, appunto sentivamo che state vincendo tutte, sta andando bene. Tu come ti stai trovando nella squadra? Mi trovo molto bene fin da quando è stata fondata questa squadra, soprattutto perché mi trovo alla Tigullio Sport Team fin da quando ho 5 anni.
tutte le squadre in cui ho giocato, quindi praticamente sia i maschi che le femmine, mi sono sempre trovata bene. Non ho mai assistito a nessun disguido tra noi compagni ed è sempre stata una squadra bellissima, sia dal mio punto di vista che da tutte le persone che conosco. Benissimo, poi comunque buona fortuna anche per le prossime partite, per il proseguimento. Ecco, vicino hai anche due di che leva, almeno un rappresentante 19, che sono vicino ai maratoneti. Potete alzare fuori, scusatemi. Allora, abbiamo appunto Flavio e Dominic, e appunto sentivamo che sta andando bene la stagione. Intanto posso chiederti da quanto tempo giochi a basket, quando hai iniziato? Da 8 anni più o meno. Quest'anno Under 17 comunque stiamo facendo molto bene. All'inizio siamo partiti molto male perché ci mancavano dei giocatori, però stiamo facendo molto bene adesso. E domenica giocheremo contro Chiavari. Benissimo, benissimo. Allora, un applauso a tutto il settore giovanile. Giampaolo, la prossima maratona? La prossima maratona non lo so quando è, ma la prossima marcia è il 18 maggio a Chiavari, è la 28esima edizione della marcia di Chiavari. Ecco, vediamo, c'era già passato il manifesto, sì, ma ecco dalla regia presenti, così riusciamo a dare questo appuntamento. L'appuntamento dov'è? L'appuntamento lo ritrovo in Piazza Fenice e la partenza è in Piazza Mazzini. Il percorso è cittadino, si arriva poi nella zona di Rialto, si ritorna in Piazza Nassiria, 10 km il percorso, è una gara veloce che dà possibilità anche a camminatori che incominciano magari giusto a entrare un po' nel mondo del podismo di cimentarsi in questa gara, in questa competizione. Bene, e invece Giuliano sarà allora la 202esima? No, questa non è una maratona, è una corsa di 10 km, la maratona è 42 km. Ah, ok. Maratona... queste non le conti? Queste no, non si contano. Come maratona così in vista, per ora non ne farò, in autunno penso, ma non sono ancora iscritto, di andare ad Atene. Ma dimmi un po', le scarpe che hai sono da maratoneta? Oppure Le scarpe che ho sono da trail, da corsa in montagna, ormai sono non più ammortizzate, le uso per camminare. Vediamo, calma, Maurizio dalla regia. Ecco, subito inquadrata. Ok, dicevi? Queste sono scarpe non per corsa su asfalto, ma per corsa in montagna, che una volta, come posso dire, che hanno avuto la loro funzione, che ormai non sono più ammortizzate, le uso per camminare normalmente in città e così. Le scarpe di questo tipo qua, per correre in montagna, hanno un grip diverso sotto in modo da evitare scivoloni. La scelta è importante. Importante, sì. Anche se probabilmente veniamo dai tempi, io, da quando c'erano le Superga e basta, quindi da lì in avanti ne abbiamo fatto del cammino. Bene, allora salutiamo i maratoneti. Omar, allora, cosa stai preparando come schemi tattici per la replica del derby? Si avvale della facoltà di non rispondere. Non posso dire i segreti. Vediamo di, insomma, qualche schema. Uno schema segreto sarà fare canestro nei tiri liberi. Non ne abbiamo Perché fatto la percentuale uno, disastrosa. Abbiamo fatto Ma pena. Fuori casa è più facile sbagliarsi oppure no? No, noi siamo bravi, sia in casa che fuori. Li sbagliamo sempre. Per quello li sbagliate sempre. Non facciamo differenze. No, noi sì. Però è vero questo oppure no? Che magari i canestri di casa dove si fa sempre allenamento vengono meglio oppure no? Sì, normalmente dovrebbe essere meglio in casa. Noi siamo bravi anche in questo, cioè essere uguali sia in casa che fuori. Quindi Infatti, vista la percentuale dei tiri segnati ai liberi, io che non ho mai giocato a basket e che ho ormai 77 anni, ho sfidato loro ai tiri liberi, si sono tutti rifiutati. Sei stato competitivo? No, si sono rifiutati di giocare, Però uno schema ce lo devi dire. Uno schema? Per insomma, vedere un po' Giuliano cosa può Marenco replicarti, se riesci. Non so se ce la farà, Vediamo. Ma sei più per la zona o per giochi? Allora, con le giovanili sono più per la zona, per farli Vediamo ancora qualche immagine di basket. Correre, pressare, raddoppiare, facciamo impazzire gli avversari, nonostante siamo veramente dei nani rispetto agli altri. Però
è l'unica maniera per sopperire a questo dislivello veramente incredibile. E tiri liberi ho capito che non è la specialità. Nella Serie D, solo in Serie D, con i giovanili va bene. E il tiro da fuori in genere? Il tiro da fuori invece lì siamo molto più competitivi, cioè andiamo, direi bene. Bene, allora diamo l'appuntamento. Diamo l'appuntamento a domenica prossima a Santa Margherita, alle 18:30. A Santa Margherita. Santa Margherita. Chi vincerà il campionato? No, chi vincerà il campionato di Serie D? Di Serie D? Di Serie A. Di Serie A? Secondo voi? Secondo me è difficile. È difficile. Nome, dai. Trento. Pio? Siccome sono tifoso della Virtus Bologna, provo a dire Virtus Bologna. Però, allora, un saluto a tutti il basket. Alberto, ricordiamo ancora questo match domenica 10 alle ore? Sabato. Alle ore non lo sappiamo perché decidono le televisioni, quindi non lo decide neanche più la federazione ormai, decide Sky e basta. Quindi non si sa proprio se di pomeriggio, se di sera, non si sa. Sono tutti in forma? Nessuno infortunato? No, qualche infortunato ce l'ho, ma spero di recuperarlo in queste 2 settimane. Hai dato 2 o 3 giorni di riposo dopo la vittoria di ieri? Sì, a quelli che hanno giocato ho dato più un paio di giorni di riposo, mentre gli altri magari si allenano. Allora, l'invito è a Sestri, al Sivori, Sestri il 10 e poi bisogna già prepararsi per il 17 a Lucca, che poi verranno date disposizioni. Un applauso e in bocca al lupo a Sestri. Grazie ad Alberto Ruvo che sei venuto, Maratonetti, il basket. Riccardo, se dovessi chiudere la telecronaca di questa puntata? Ringrazio a tutti per l'attenzione, buona serata. E sei stato un po' breve, aggiungi un po' qualcosa. È stata una serata interessante con cestisti, maratoneti, complimenti a tutti quanti per i risultati importanti e niente. La grande pallanuoto. La grande pallanuoto, esatto. Complimenti al Chiavari che sta facendo una grande stagione e in bocca al lupo alla Vagna. La prima partita, cioè adesso il Chiavari quando gioca? Mercoledì alle 5 col Como, però una partita che la prima e l'ultima in classifica dice poco dal punto di vista della Invece classifica. ci sono anche le ragazze di Rapallo, no, che Rapallo giocano. mercoledì alle 20 ci sarà la prima partita dei quarti di finale scudetto contro il Bogliasco, sì, quindi un derby ligure per chi dovrà poi andare a giocare la semifinale scudetto. Bene, ci salutiamo, buona settimana sportiva, noi ci vediamo lunedì prossimo 5, credo che sia in programma il Rupinaro e il tennis di Chiavari, poi ci avviamo, non so sarà l'ultima puntata di questa serie, ma poi tanto nei nostri telegiornali eccetera continueremo. Ringraziamo e salutiamo tutta la nostra squadra e facciamo un bel applauso perché ci sono sempre, siamo una decina di persone coinvolte, perciò riusciamo a arrivare sempre ogni lunedì, che non è mai facile, tutta l'organizzazione che non si vede perché noi ci vediamo, ma di dietro abbiamo molte più persone. Sì, siamo alla punta dell'iceberg. Assolutamente, la sigla dalla regia, ciao a tutti e buona serata. Buona serata.